Ecco ciò che resta del ristorante J'adore di Rosà, il locale di via Monsignor Caron è andato completamente distrutto, divorato dalle fiamme che ieri sera si sono propagate velocemente al suo interno, inghiottendo ogni cosa. I muri sono neri, le vetrate scoppiate, le sedie, i tavoli, tutto è andato bruciato. Ci sono voluti i vigili del fuoco di Bassano, Cittadella e Vicenza, 14 operatori all'opera per ore per domare il vasto incendio. A dare l'allarme è stato un passante che ha visto il fumo uscire dal locale e proprio a causa del fumo denso un uomo residente nell'appartamento sopra la pizzeria è rimasto intossicato ed è stato portato in ospedale. Questa mattina la situazione è spettrale, i vigili del fuoco e i carabinieri sono al lavoro per fare chiarezza sulle cause del rogo. Stiamo verificando le cause che hanno determinato poi questo incendio che, come vedete, ha devastato questo locale. Non è escluso il dolo. Non possiamo assolutamente escluderlo, stiamo investigando ovviamente senza tralasciare alcun indizio, vediamo dove arriviamo con le indagini. Il locale era chiuso in questi giorni. Sì, era chiuso, dovevano effettuare dei lavori ed era comunque prevista una riapertura imminente. Come potete vedere alle mie spalle, anche questa mattina ci sono i vigili del fuoco all'interno del locale J'adore qui a Rosà. Stanno cercando il punto d'origine del vasto incendio che ieri sera ha completamente distrutto il locale. I danni sono ingentissimi. I 3 gestori del ristorante J'adore, che come detto in questi giorni era chiuso per dei lavori di sistemazione dell'impianto di riscaldamento, sono disperati per quanto accaduto. I gestori ovviamente sono disperati per questo incendio e insomma stanno cercando di capire anche loro che cosa è successo. Ci vorrà del tempo per capire e per far luce sulle cause di questo terribile incendio.